Buonasera da Luigi Falqui con l'immagine a cura di Alberto Tosini. Siamo al Palaconea di Cagliari, sta per cominciare Cagliari-Bitonto. La suola di Brunigna che scappa via, 1-2 che si chiude, Brunigna la sblocca così il Bitonto, 1-2 perfetto, braccia larghe di Brunigna per abbracciare le sue compagne, bello scambio, il dito poi verso il cielo, dedica per Brunigna. Oggi dopo neanche un minuto, occhio Lusilia che si è ben liberata, il palo e poi l'autogol per il 2-0 Bitonto. Come un anno fa, era il 12 gennaio, era sempre la sfida d'andata, un autogol per il Cagliari contro Bitonto. Cochito subito col mancino, calcio d'angolo, partecipa per questo anche Ricottini. Cochito cerca la porta, per poco non la trova. Per salvare le sue compagne Cochito prende un fallo, Pellegrini, destro, la alza Torma in angolo, è iniziata così la ripresa, subito viva. Bello intanto l'inserimento di Ghilardi, ha tutte le scelte possibili Lusileia, schema, passaggio, oppure può provare ad andare verso la porta, che trova così tra Virdis e Carboni. Il pallone è passato, 3-0 Bitonto e quando mancano 14 minuti potrebbe aver chiuso i giochi. Furno lì, vediamo come si librano con Carboni Tonga che partecipa, rischia un po', alla fine calcia come può, è diventato un assist per Orru, si è opposta alla grande Torma. Brunigna, altro buon pressing di Pellegrini, stavolta bene per Mendes, Filippa Mendes per la classica esultanza e poi per un abbraccio, una dedica speciale. 1-3, intervento del Cagliari in difesa davanti agli occhi di Manca, che ha giudicato regolare, poi il sinistro di Cochito in corsa lunga per lei, occhio allo schema, è un tiro forte alla fine, Carboni coi piedi, alla fine per Lusileia che tira in posizione, bella questa sola per Brunigna, Carboni, ottimo riflesso, ancora bene con le gambe, poi Brunigna ci riprova, è l'ultima a toccare, stavolta la perde, poi non la tiene più, allora Pellegrini, per lei, Pellegrini fino in fondo, la traversa, poi Virdis, ancora azione Cagliari, Pellegrini sul secondo palo, Virdis però ne ha due contro, non riesce, gioca, allora riparte Bitonto con uno spazio, Cenedese, arriva Ghilardi, la palla è per lei, stop, mancino sul fondo di un niente, la fa passare tra le gambe di Furno, Lusileia, Carboni, ha alzato le braccia, ha alzato il muro. Cochito, suola di prima in mezzo, Torma, in calcio d'angolo. In trasferte isolate sono sempre abbastanza scomode per chi non è abituato a farle. Adesso però, proprio all'ultimo, Grieco non trova il 4-1, ma il Bitonto chiude la trasferta sarda con 3 punti, la vittoria al Palaconea, il Bitonto si è imposto 3-1